Egregio signor Prefetto, chiediamo la sua attenzione sulla gestione delle convocazioni del Consiglio Comunale di Rossano Veneto. Inizia così la lettera spedita da 5 consiglieri di minoranza di Rossano che lamentano la convocazione dell'Assemblea in orario pomeridiano, penalizzante per chi lavora. Normalmente, scrivono i consiglieri, l'orario scelto è quello serale o del sabato mattina. Per ben 2 volte il Consiglio Comunale è stato convocato nelle prime ore del pomeriggio alle 2:30 e è un orario in cui le persone normalmente lavorano. È pur vero che c'è la possibilità di richiedere permessi, ma non per tutti questo è possibile. Ci sentiamo sviliti nel nostro ruolo di consiglieri di minoranza. Abbiamo l'obbligo di sorvegliare, di partecipare democraticamente alle sedute, ma di fatto ci viene impedito. E quando la circostanza si è ripetuta per la seconda volta, i rappresentanti della minoranza si sono allontanati per motivi di lavoro. Non ci è piaciuta la battuta del sindaco che ha detto che non rispettiamo quelle che sono le istituzioni. No, noi le rispettiamo. Chi non le rispetta è lui che nega un dialogo democratico. Il rispetto delle istituzioni, affermano nella lettera, si manifesta anche nella corretta gestione e convocazione degli organi consigliari, favorendo la partecipazione e quindi il buon funzionamento dell'ente. Questo comune che predica tanto l'inclusione, tanto da fare di questa bellissima parola un festival, si dimentica dell'inclusione primaria che è quella del diritto di cittadinanza e di diritto di parola. La lettera si chiude così, con la richiesta al prefetto di considerare l'opportunità di un richiamo formale all'amministrazione comunale affinché le future convocazioni del Consiglio avvengano in orari compatibili con le esigenze lavorative di tutti.